Benvenuti in un nuovo video. Questo video è una delle poche eccezioni alla politica editoriale del canale, che non si interessa di calcio italiano ma quasi esclusivamente di calcio internazionale quando si parla di calcio. Il Napoli ha vinto solo 2 scudetti, ma avrebbe meritato in questi oltre 90 anni di vincerne 9, cioè altri 7 oltre 2 vinti nell'era Maradona. Questo è il primo di 2 video in cui spiegherò i motivi per cui il Napoli non riuscirà mai più a vincere uno scudetto, cioè il terzo scudetto per il Napoli sarà negato per sempre, in omnia secula et seculorum. In questo primo video parlerò delle ragioni interne che sono di ostacolo alla vittoria del Napoli del terzo scudetto, cioè quelli che sono i motivi che dipendono dalla società e dall'ambiente. Iniziamo dai tifosi. Oggi non sottoscrivono l'abbonamento alle partite interne del Napoli molti tifosi, come fino a poco più di una decina di anni fa. Negli anni 70, 80, 90, indipendentemente dalla forza della squadra, dall'esito del campionato, se questa lottava per lo scudetto o per non retrocedere, c'erano sempre tra i 30 e i 40.000 abbonamenti. In questi ultimi anni invece gli abbonamenti non sono più di 5.000 e spesso anche molto meno di 5.000. Un numero così esiguo di abbonati non consente alla società di incassare subito una liquidità a inizio stagione e comunque in generale per avere un fatturato più alto. Molte persone che non si fanno l'abbonamento allo stadio si abbonano poi alle pay TV. E considerato che le pay TV, i diritti del campionato vengono venduti collettivamente, per cui comprano i diritti forfettariamente, questi dividono sempre forfettariamente il ricavato alle squadre, per cui quasi tutte le squadre hanno solo le briciole, per cui questi tifosi, oltre a far mancare liquidità alla squadra, fanno anche mancare il sostegno allo stadio nelle gare interne, e questo significa minor fatturato e minor sostegno della squadra in campionato, che può tradursi in qualche punto in meno probabilmente. Un'altra cosa, la nostra tifoseria non è unita nel sostegno della squadra, e questo avviene soprattutto su internet e soprattutto ancora di più sui social network, dove c'è una percentuale di tifosi che è meno del 50%, ma non è uno 0, o un 1%, una percentuale sostanziosa. Che cosa fa questa percentuale? È ipercritica nei confronti della squadra quando perde. Ora, prima di tornare a questa tipologia di tifosi, voglio dire che c'è anche un'altra tipologia di tifosi, che quando la squadra perde è ipercritica, quando vince si esalta, e per cui quando perde i giocatori sono dei brocchi, quando vince i giocatori sono tutti top player, sono tutti fuori classe, l'allenatore è un mago eccetera, e quando perde l'allenatore è un cretino e non capisce niente. Però questi tipi di tifosi che si deprimono nella sconfitta e si esaltano alla vittoria, io li giustifico, mentre di questi altri tifosi invece, che sono ipercritici e quando il Napoli perde fanno frasi ricche di stereotipi, per esempio l'allenatore è scarso, i giocatori sono degli scarpari, non hanno a cuore la maglia, il presidente è un pappone, eccetera eccetera, tutte queste frasi così. Poi questi tifosi però, quando il Napoli vince, spariscono completamente dai social, non leggi mai una frase a favore del Napoli, senti solo frasi contro quando perde, anzi sembra che, siccome attaccano notevolmente il Napoli con molta foga, sembra quasi che ci provano sfizio ad attaccare il Napoli quando perde, e poi sostanzialmente mi viene un dubbio
Dice, ma questi tifosi che li vedi e li senti solo quando il Napoli perde, sono veramente tifosi? Ora parlerò invece della situazione societaria. Il Napoli di oggi è diverso da quello che ha vinto i 2 scudetti nel 1986-87 e nel 1989-90, che era anche il Napoli di Maradona. Era un Napoli che aveva, oltre a una squadra forte, aveva soprattutto dei beni immobili. Era di proprietà sua il centro Paradiso, dove si allenava la prima squadra a Soccavo, era di sua proprietà un altro centro sportivo a Marianella, dove si allenavano le squadre giovanili, aveva altri campi di sua proprietà e soprattutto era di proprietà la sede, che era un appartamento in un palazzo di lusso a Piazza dei Martiri. Questa è la società sportiva Calcio Napoli, che di Ferlaino e poi dopo è passata a Corbelli, Annaldi, fino all'ultimo presidente, è fallita e ha perso tutte queste proprietà. Però la società, che si è ricostituita nel 2004, dal 2004 a oggi avrebbe potuto acquistare beni immobili che avrebbero aumentato sicuramente il fatturato e la ricchezza della squadra, per cui sì, è vero, la squadra viene dal fallimento, ma dopo 14 anni non è più una giustificazione valida questo fatto che la squadra è fallita, per cui secondo me la squadra si dovrebbe dotare di tutta una serie di beni immobili, di strutture sportive di sua proprietà, che possono non solo aumentare il fatturato ma anche l'efficienza societaria. Tra queste strutture di cui la società sportiva Calcio Napoli si dovrebbe dotare per fare il salto di qualità, sicuramente lo stadio di proprietà. Il Napoli dovrebbe comprare lo stadio San Paolo e ristrutturarlo a sue spese. Se questo non è possibile, perché si mettono di traverso le istituzioni locali e non solo, dovrebbe provare a comprare il collana, abbatterlo e costruire. Purtroppo là a Vomero, in quella zona, non si può costruire uno stadio di più di 50.000 posti, però dovrebbe provare a costruire uno stadio lì. Comunque è una zona centrale, c'è la stazione metropolitana, sarebbe veramente comunque come ripiego un ottimo ripiego, però anche lì potrebbero esserci dei problemi. Altre alternative è sempre costruire uno stadio nel comune di Napoli, al limite o in una zona industriale dismessa di San Giovanni o a Bagnoli. Però in questi casi qua, a San Giovanni e a Bagnoli, lo stadio dovrebbe essere tra gli 80.000 e i 100.000 posti, perché il pubblico di Napoli è numerosissimo. Noi siamo una squadra, una città, mentre altre città importanti hanno 2 squadre, mentre Napoli ce n'ha una sola, per cui con tanto sostegno deve avere almeno uno stadio tra 80.000 e 100.000 posti. E uno stadio di proprietà consentirebbe di poter vendere il nome dello stadio a uno sponsor che potrebbe darci minimo 30 milioni, anzi alla società darebbe minimo 30 milioni di euro all'anno, ma anche di più. Poi ci può essere la gestione della pubblicità, la gestione degli incassi diretta, in uno stadio di proprietà si costruiscono negozi a pian terreno fuori allo stadio che comunque frutterebbero altri introiti, un museo che sarebbe una parte dello stadio, insomma tutta una serie di incassi che aumenterebbero il fatturato, per cui lo stadio di proprietà diventerebbe un punto importante per aumentare il fatturato, per poter disporre di più soldi, per avere una squadra competitiva, per poter puntare ogni anno a vincere la Champions League. Un'altra cosa poi ha a che fare con la dirigenza, che non porta avanti un progetto completo con un allenatore. È significativo il caso di Benitez, che non è stato trattenuto dopo la seconda stagione. L'allenatore spagnolo vincente ovunque, se fosse rimasto a Napoli per il terzo anno, cioè il 2015-2016, proprio quell'anno secondo me sarebbe riuscito a vincere lo scudetto, però col senno di poi è difficile dirlo. Ben diverso la situazione di Sarri, su cui bisognerebbe fare tutto un discorso a parte, un video a parte, ma così un po' è la situazione con tutti gli allenatori che si sono avvicendati a Napoli, però qui
c'è anche un altro problema che non dipende solo dall'allenatore, però non portando mai avanti un progetto completo con un allenatore più di 2 o 3 anni, poi si deve sempre ricominciare da capo con una nuova guida tecnica, e mancando la continuità tecnica manca quel poco che serve per fare il salto di qualità e poter puntare a vincere lo scudetto veramente. L'ultimo punto, l'ultimo fattore è una mania del presidente Aurelio De Laurentiis di voler essere il primo attore. Da una parte lui è giusto che abbia questo ruolo di protagonista, perché è lui che ci mette i soldi, che gestisce la società, l'ha comprata, ed è anche giusto fino a un certo punto è giusto, però dall'altra parte poi lui vuole essere il primo attore senza condividere la scena con nessuno, soprattutto con gli allenatori e i top player. Ecco perché poi a un certo punto si arriva al divorzio tra un allenatore e De Laurentiis, e così i rapporti con i vari allenatori non durano a lungo e rimarrà sempre un record, quello di Mazzarri, 4 anni. E questo, sì, torniamo al discorso di prima. Io penso che proprio per questo discorso qualsiasi allenatore importante che viene a Napoli, se vuole vincere lo scudetto, deve riuscirci il primo anno, come fece nel 1989-90 Albertino Bigò, altrimenti se non ci riesce il primo anno non ha speranze di riuscirci gli anni successivi, anche perché non durerebbe a lungo, con la mentalità di primo attore e di protagonista assoluto che vuole essere De Laurentiis. E con questo abbiamo concluso su quelle che sono praticamente i problemi interni, cioè gli ostacoli che riguardano la società e l'ambiente, affinché il Napoli possa vincere il terzo scudetto. Se questo video vi è piaciuto, mettete mi piace al video, iscrivetevi al canale, soprattutto attivate le notifiche in modo da poter avere i successivi video, le notifiche dei successivi video che verranno pubblicati, soprattutto quelli di calcio internazionale. E poi ci vedremo presto per la seconda parte, dove parlerò invece dei problemi esterni, cioè di quelle che sono le cause che non dipendono dalla società del Napoli e dai tifosi, che impediranno in futuro per sempre al Napoli di vincere il terzo scudetto. Arrivederci a tutti.